tasso di positività schizza al 19,8%, la Sicilia rischia la zona rossa. I fondali del porto sono ricolmi dei resti delle barche dei migranti, la segnalazione di Mare Amico. Dal prossimo 15 gennaio conferimento obbligatorio della spazzatura all'interno dei mastelli, conferenza stampa stamani dell'assessore al ramo e vice sindaco Trupia. I comuni ribelli, quelli con loro sorgenti, non vogliono consegnare le reti all'azienda consortile, danno mandato ad un legale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di coronavirus. Il tasso di positività schizza al 19,8%. Gli appelli alla prudenza e al rispetto delle misure anti-Covid non fanno breccia su una larga parte di giovani che si sono radunati a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Gli ultimi dati relativi ai positivi al Covid ad Agrigento risultano 116, tra cui 4 ricoverati in ospedale, 1 in rianimazione, 3 in reggenza ordinaria, 2 in un hotel Covid e 110 in trattamento domiciliare. Come si sa, la scuola materna e gli asili nido resteranno chiusi fino a sabato 16 gennaio, questo quanto deciso giorni fa dal sindaco Miccichè dopo aver consultato il suo staff. Per aumentare la sicurezza si è deciso così con una nuova ordinanza sindacale di chiudere anche loro. Un momento di osservazione per il sindaco Miccichè viene riservato ai mercatini rionali, nel senso che se si potrà regimentarli e mantenere la situazione sotto controllo, allora verranno mantenuti, altrimenti, ha detto il sindaco, verranno chiusi. Intanto ieri sera il sindaco Miccichè in prima persona ha fatto il buon padre di famiglia, il medico e anche il sindaco. Si è recato nei luoghi della movida di San Leone, ha preso la notizia dei tanti assembramenti dopo aver avvertito il prefetto di quanto stava accadendo. È andato quindi tra i giovani che in quel momento affollavano l'area di Piazza Giglia, vi ha trovato una pattuglia della polizia municipale e insieme a loro ha spiegato i rischi ai ragazzi degli assembramenti, che non solo sono le multe salate ma la possibilità di trasmettersi inconsapevolmente il virus e di portarlo in casa ai genitori e ai nonni, che essendo più cagionevoli di salute possono quindi finire in ospedale se non morire. Ricordando anche il record assoluto dei contagiati Covid ad Agrigento, ha raccomandato loro di evitare le situazioni che portano solo a far aumentare il numero di persone ammalate, se non ancora decedute. Intanto sentiamo una riflessione del primo cittadino. Ho deciso di fare questa mia comunicazione video perché purtroppo la situazione sanitaria relativa all'emergenza Covid qui a Agrigento è in crescita esponenziale. Ho emesso l'ordinanza anche di chiusura delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. Mi hanno chiesto in molti che fine faranno i mercati, però anche sentendomi con Sua Eccellenza il Prefetto per ora si è concordato di regolamentare al massimo i mercati, di usare la massima precauzione, di fare i controlli, di transennare anche i percorsi. Questo perché a mio avviso è assurdo chiudere il mercato e lasciare i negozi aperti. E comunque da medico, dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, io vi posso dire che il Covid non si prende al mercato e non si prende nemmeno a scuola. Il Covid si prende, ahimè, per il comportamento irresponsabile di qualcuno di noi. Perché Covid, durante queste feste, si è preso nelle case, si è preso tra i banchetti, si è preso tra le feste di compleanno o le feste di Capodanno. Si è preso perché qualcuno, pur sapendo di essere positivo, continuava a girare per la città o continuava ancora a frequentare il posto di lavoro o altri siti. Io faccio un appello alla mia cittadinanza. Vi prego per favore di usare massima cautela, perché che senso ha chiudere i ristoranti, chiudere i bar e invece i numeri aumentano? Quindi questo sta a dimostrare che il Covid si prende a casa. Si prende a casa e poi però lo si porta fuori perché, come ho detto poco fa, c'è un comportamento irresponsabile di qualcuno di noi che continua a non capire la gravità di questa situazione
sanitaria. Si parla di una terza ricaduta, ma la terza ricaduta non se ne parla perché si prevede, se ne parla perché, visto il comportamento, ripeto, irresponsabile di qualcuno di noi, è logico che il Covid, invece di diminuire, purtroppo andrà di nuovo ad aumentare. Quindi prego tutta la mia cittadinanza di stare calmi, di usare però la massima precauzione, mascherine, disinfettanti per le mani, mantenere il distanziamento sociale, evitare gli assembramenti, perché nonostante la mia ordinanza e l'ordinanza anche del governo Musumeci contro gli assembramenti, si continua a vedere fenomeni di assembramento. Si continua ancora a vedere gente per la strada senza mascherina, quindi ripeto, non si è capita ancora la gravità della malattia. Abbiamo tutti parenti anziani a casa, quindi vi prego, per la tutela di chi vi vuole bene, vi prego per favore di usare massima precauzione. Per quanto riguarda i mercati, vi prometto che prenderò delle decisioni sagge senza farsi prendere dal panico, però vi prego pure anche di rispettare tutte le norme che vi vengono imposte. A Porto Empedocle la pandemia Covid-19 non è ancora esplosa come in altri centri della provincia, ma i numeri che ha fornito al momento l'ASP di Agrigento si discostano da quelli in possesso del sindaco Carmine. Il primo cittadino ha disposto la sospensione delle scuole dell'infanzia nel centro marinaro, oltre che delle elementari e delle medie. Vediamo. Da tempo che non ci sentivamo in diretta, ma ho deciso di intervenire per l'allarme che si è creato nella popolazione quanto alla questione delle scuole materne e dei nidi. Andiamo alla situazione che c'è nel nostro comune. Il nostro comune è stato fino ad ora uno dei meno esposti a contagio. Se voi guardate le tabelle, viene indicato 11 casi, mentre in realtà noi ne abbiamo oggi ufficiali meno di 10. È successo però che, come si prospettava, purtroppo all'esito dei ricongiungimenti familiari, magari a qualche situazione in cui si è allargato un po' a più persone per le festività, gli scambi degli auguri, si stanno moltiplicando una serie dei casi che ancora però ufficialmente non mi sono stati comunicati. Quindi allo stato io ho una comunicazione ufficiale da parte dell'ASP di Agrigento sempre di quei soliti 7-8 casi, anzi ci eravamo ridotti a 4 e giusto ieri me ne erano stati notificati ieri avantieri altri 4 che però io so appartenevano ad uno stesso nucleo familiare che si era intrattenuto durante queste feste con un congiunto venuto da fuori e che già si erano posti immediatamente in quarantena. Fra ieri sera e oggi però ho ricevuto 2 telefonate, non dall'ASP ma da semplici cittadini che mi hanno comunicato di aver fatto il test rapido e quindi questo test, l'esito del test rapido è stato positivo. In realtà si tratta di una decina di persone, quelle che mi hanno chiamato, tutti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. Il problema però è stato che uno di questi componenti, siccome è assistente di un bambino diversamente abile alla scuola materna, è andata a lavorare e immediatamente dopo, avendo fatto il tampone, riscontrato la positività, ha allertato il dirigente scolastico per i provvedimenti del caso. Il dirigente scolastico a sua volta si è rivolto al medico che è il riferimento per il Covid nelle scuole e già è stato predisposto il test per tutti i bambini
che appartengono alla classe in cui opera questa non insegnante, assistente igienico-sanitaria e del personale, in modo da verificarne lo stato. Vista la particolare situazione che si è venuta a determinare nella giornata di oggi, ho deciso di non solo di limitarmi a concordemente con la dirigente scolastica ad attendere l'esito di questi test, che spero sia negativo per tutti questi bambini, ma di sospendere le attività relative alla scuola materna e nidi finché dura la sospensione delle scuole elementari e medie, quindi per tutta questa settimana. Contagi Covid-19 in aumento, la Sicilia a rischio zona rossa dal 15 gennaio. Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e quindi una fase di tensione per le strutture ospedaliere territoriali e per le aree di emergenza, afferma l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Nei giorni scorsi tutte le direzioni strategiche, dice Razza, hanno ricevuto una nota dell'assessorato con cui abbiamo richiamato ciascuno alla doverosa attenzione per questa fase, richiesto di verificare tutti gli step di programmazione. Oggi dalla nostra abbiamo il personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molto alta l'attenzione, continua Razza, e valutare se la curva diventa esponenziale. La campagna vaccinale intanto ci ha visto completare in tutta la Sicilia le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che prudenzialmente è stata accantonata. I comuni di Messina, Ramacca e Castel di Judica da oggi, lunedì 11 gennaio, saranno zona rossa. Lo prevede un'ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, viste le relazioni delle ASP di Messina e Catania e sentiti i sindaci, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale con mezzi pubblici o privati da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sempre sarà consentito il transito in ingresso e in uscita per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per gli operatori sanitari e sociosanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari o di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili, in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Una misura particolare riguarderà Messina. Dato il ruolo strategico nei collegamenti, sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all'interno o fuori dalla Sicilia. Nella zona dell'imbarcadero, inoltre, restano operativi drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella città dello Stretto e più in generale nell'isola. Disposto il divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile, e per usufruire di servizi o attività non sospese. Sospese tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità, commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali. Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio, generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
onestamente non sono soddisfatto sul fatto che abbiamo questo primato. Dico che il Presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore Ruggero Razza, l'assessore alla sanità, non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione disastrosa della città di Messina e della sua provincia, che è collegata fondamentalmente allo sfascio della sanità messinese. Io li voglio ringraziare comunque perché hanno aderito tempestivamente al grido non d'allarme ma certificato che abbiamo fatto come istanza formulata ieri pomeriggio, alla quale abbiamo lavorato 48 ore di seguito con tutti gli assessori, e questo ci ha portato a ottenere sul fronte di una chiusura complessiva con elementi che obiettivamente nessuno può oggi mettere in discussione. Ovviamente la città andrà in sofferenza da diversi punti di vista, economico, ecco, queste risposte quali saranno? È chiaro che la salute viene prima, ci saranno delle difficoltà. Noi, a differenza del governo, dei governi che stanno sopra le nostre teste, finora siamo stati chiari, concreti ed immediati. Già abbiamo convocato il tavolo con le organizzazioni degli imprenditori per oggi pomeriggio alle 15, dove presenteremo quelle che sono le misure di sostegno che abbiamo predisposto, che hanno un valore per l'anno 2021 di 22 milioni di euro, che saranno suddivisi tra famiglie e associazioni. Tenete conto che abbiamo anche tirato le conclusioni sugli aiuti messi in campo sul 2020 e assommano a 41 milioni 133, esattamente per il 2021, che sono misure di esenzione per i primi 6 mesi, ulteriore contributo che daremo per questo periodo di mini lockdown e le family card portata fino a giugno, utenze e affitti rimborsati per quanto riguarda le famiglie che sono sulla soglia di povertà. Quindi questo è ciò che già abbiamo messo in campo, perché contemporaneamente è ovvio che ci siamo posti anche la questione di venire incontro a tutti. Ultimo minuto, questione controlli. Sono aumentati i contagi perché sono mancati i controlli nel periodo natalizio anche da parte del Comune? Ce ne saranno in futuro? Credo che questa situazione di carattere generale in Italia ha certificato il fallimento delle idee a fisarmonica e a colori che il governo nazionale ha utilizzato. Questo, andando poi sul territorio, ha messo in grande difficoltà tutte le forze dell'ordine, perché è diventato quasi impossibile effettuare i controlli se ognuno ha comunque una scusa per poter circolare. Ecco qual è il problema. Con la zona rossa tutto questo non sarà possibile, perché è tutto chiuso, tranne generi alimentari, tabacchi, edicole e farmacie. Il resto è tutto chiuso. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento segnala che i fondali del porto di Lampedusa sono ricolmi dei resti delle barche dei migranti e che le recenti mareggiate hanno distrutto tonnellate di rifiuti, giacciono dunque sul fondo del porto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Procedono a Lampedusa le operazioni di bonifica ambientale al molo Favaloro, avviate in seguito all'ordinanza del sindaco Martello, firmata nelle scorse settimane, alla luce degli inaccettabili ritardi da parte delle autorità competenti, responsabili di non aver rimosso per tempo le imbarcazioni dei migranti dopo il sequestro che normalmente avviene una volta che queste giungono sull'isola. Ad affermarlo appunto il sindaco Martello di Lampedusa e Linosa. Con l'ordinanza sindacale, continua Martello, abbiamo avuto la possibilità di dare il via alle operazioni di pulizia dei fondali al molo Favaloro, come si vede dalle immagini, che sono tutt'altro che semplici. Fino ad oggi abbiamo già riempito 4 camion di rottami e detriti e stiamo ancora andando avanti. Si tratta di un intervento d'emergenza avviato dal Comune, ma siamo ancora in attesa che si dia seguito ai provvedimenti del governo regionale, così come aspettiamo che il governo nazionale, continua Martello, predisponga attraverso la protezione civile un piano organico per la bonifica dell'intera area portuale, reso indispensabile dopo le mareggiate delle scorse settimane.
Continuo a ribadire, conclude Martello, alle autorità competenti che è necessario predisporre dei meccanismi che permettano il rapido smaltimento in sicurezza delle imbarcazioni dei migranti per evitare che le stesse vengano abbandonate a tempo indeterminato nel nostro porto, mettendo a rischio le infrastrutture, le altre imbarcazioni pubbliche e private, il nostro ambiente e la stessa incolumità delle persone. Sui fondali del porto di Lampedusa interviene anche Mare Amico affermando come essi siano un disastro. Queste sono le immagini appunto shock che documentano il disastro ambientale che deve sopportare l'isola di Lampedusa. Per Mare Amico il fondale del porto di Lampedusa è il ricolmo dei resti delle barche dei migranti che le recenti mareggiate hanno distrutto. Tonnellate di rifiuti giacciono sul fondo del porto. Questa è un'isola di frontiera e non può essere lasciata fuori. Questa è un'isola di frontiera e non può essere lasciata sola. Quindi, conclude Mare Amico, il Ministro dell'Ambiente e l'intero governo debbono aiutarla. Il GUP di Palermo, Lorenzo Giannelli, ha rinviato al 14 gennaio e poi al 20 marzo l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver negato l'approdo a Lampedusa alla nave della ONG spagnola Open Arms con a bordo 147 migranti soccorsi in mare. Il leader della Lega era presente all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Il GUP Lorenzo Giannelli ha ammesso tutte le istanze di costituzione di parte civile presentate all'udienza preliminare. Le parti civili sono 18, alcuni dei profughi tenuti a bordo, il comandante della Open Arms, il capo missione della ONG catalana e diverse associazioni. Il conferimento obbligatorio nei mastelli dal 15 gennaio e non solo, conferenza stampa dell'assessore alla nettezza urbana di Agrigento e vice sindaco Aurelio Trupia. Arturo Cantella. Assessore Trupia, quali le novità per il 2021 sulla differenziata? Ma le novità principalmente riguardano l'istituzione di un nucleo ambientale che è composto da 4 squadre di vigili che controlleranno il territorio in maniera permanente. Dall'istituzione ad oggi abbiamo già multato 15 cittadini che deve servire da monito anche per gli altri. È un'operazione che a breve inizieremo a fare perché abbiamo ottenuto un'area alla zona industriale e quindi trasferiremo questo centro di raccolta di Piazzale Golamalfa che a nostro parere non ha i requisiti idonei per assolvere a questo compito e quindi li porteremo alla zona industriale. Assessore, ci saranno dei controlli per chi ancora continua a buttare i rifiuti non per le strade? Sì, ho detto che continueremo con il nostro nucleo in maniera ininterrotta e quindi un occhio particolare è sicuramente rivolto a quei cittadini che non conferiscono i rifiuti in maniera corretta. A tal proposito devo dire che rispetto alla comunicazione che c'è stata fatta dalla ditta che dal giorno 15 non ritirerà più i rifiuti se non conferiti in maniera corretta, voglio dire questo, questa disposizione riguarda principalmente il rifiuto organico, per cui se il mastello è piccolo basta utilizzare un mastello di un altro colore per sopperire, ma in ogni caso stiamo vedendo con l'impresa di cercare di arrivare ad una mediazione perché diventerebbe praticamente ingestibile poi recuperare i sacchetti che non vengono raccolti. C'è un problema per le grandi utenze tipo ospedale, carcere, scuole, come vi state organizzando? Abbiamo avviato già degli incontri con queste grandi utenze per cercare di fare in modo che anche loro effettuino una buona differenziata, perché se fanno una buona differenziata aiuta tutta la città e quindi ci consente anche di avere delle percentuali più alte. Abbiamo parlato anche di spazzamento con le strade perché una grossa mano d'aiuto per la pulizia delle strade ci viene dagli spazzamenti meccanizzati. Ci forniranno il programma, così noi in base al programma metteremo i vari divieti di sosta
Spansamento che in ogni caso noi cercheremo di far diventare stabili, così che il divieto di sosta non debba essere ogni volta cambiato e quindi anche i cittadini si abituano a quel divieto. Per ciò che riguarda i rifiuti degli animali, che giustamente i proprietari devono anche badarci, no? Perché spesso troviamo in mezzo alle strade, insomma, tutto e di più. Sì, anche su questo abbiamo visto che i cestini per le deiezioni canine ci sono, ma secondo noi sono pochi, per cui l'amministrazione ha intenzione di collocarne molti di più nelle zone più nevralgiche dove solitamente si manifesta questo problema, anche perché ci sono molti cittadini che correttamente raccolgono le deiezioni dei propri cani e se li portano a casa. Dobbiamo evitare anche questo. Gestione pubblica dell'acqua. I comuni che furono ribelli contro Girgenti Acque tornano sulle barricate, ma stavolta contro l'ipotesi che le loro reti e le loro sorgenti possano passare all'azienda speciale consortile che l'ATI ha creato per avere una gestione pubblica. I comuni di Menfi, Santa Margherita Belice, Burgio, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Cammarata, Alessandria della Rocca hanno condiviso un incarico legale all'avvocato Girolamo Rubino per accertare se il commissario regionale nominato alcuni mesi fa possa, ai sensi di legge, imporre loro di consegnare reti e impianti e nel caso impugnare il decreto regionale che ne stabilisce tempi e modi. Il decreto in particolare stabilisce che all'attuale gestione commissariale di Girgenti Acque, nonché tutti gli altri soggetti in gestione autonoma, in particolare comuni, consorzi, società, devono consegnare reti ed impianti nel rispetto del quadro normativo vigente all'azienda speciale consortile. Il presente decreto vale già come diffide, dovrà essere posto in essere e comunicato al Dipartimento regionale Acque e Rifiuti entro il 28 febbraio 2021, un termine ipotetico perché ad oggi l'azienda è tutt'altro che pronta. Il consigliere comunale di Agrigento Pietro Vitellaro aderisce alla Lega Salvini Premier e afferma: aderisco al progetto politico della Lega con convinzione, ritengo ormai superata la mia esperienza nei movimenti civici degli ultimi anni. Sono stati importanti per la mia formazione personale, ma oggi stanno stretti. Solo con un forte gioco di squadra all'interno di un partito e di una coalizione si possono raggiungere gli obiettivi di crescita del nostro territorio. Sono convinto che la Lega sia l'unico partito con una visione in grado di valorizzare la competenza, il merito e la concretezza necessari per il futuro della nostra Sicilia e della nazione. Ringrazio l'onorevole Annalisa Tardino, prosegue Vitellaro, il segretario regionale, l'onorevole Nino Minardo, con i quali sono certo si avvierà fin da subito un costruttivo e proficuo dialogo nell'esclusivo interesse del nostro territorio. Ricorre oggi il 25° anniversario della morte di Giuseppe Di Matteo, 13 anni, rapito prigioniero più di 2 anni e poi ucciso per vendetta contro il padre pentito. Vediamo. Manca l'aria quando si accede nella stanzetta con quel letto ormai arrugginito, le pareti odorano di morte, di agonia, di dolore. È piccola quella stanza, un contenitore così asettico, ma così tagliente da rompere il fiato e farlo a singhiozzo. Era lì Giuseppe Di Matteo, il figlio quindicenne ed indimenticato del pentito Mario Santo, rinchiuso in quel tetro sotterraneo, in quel vecchio casolare immerso nella vallata di Contrada Giambascio, nelle più buie e peste campagne di San Giuseppe Iato. Non una finestra, non un seppur piccolo spiraglio di luce, non trapelava l'aria. Giuseppe non vide mai più la luce calda del sole. In quel tempo non vi era neppure una porta per accedervi. Il boss Giovanni Brusca aveva fatto costruire un montacarichi per arrivare nella prigione bunker. Lo stesso Brusca aveva ordinato: liberatevi dello cagnoleddo, liberatevi del piccolo esecutori del vile, incapibile, doloroso, squarciante gesto. Furono Enzo Brusca, Giuseppe Monticciolo e Vincenzo Chiodo. Giuseppe Di Matteo fu dapprima strangolato e poi sciolto nell'acido. 25 anni sono trascorsi da quel giorno, il giorno in cui la mafia poneva fine nel peggiore dei modi ad un'agonia carceraria durata 779 giorni. L'adolescente fu infatti rapito dal maneggio di Piana degli Albanesi il 23 novembre del 1993 da un comando guidato da Gaspare Spatuzza su ordine dei capi mafia Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Luca Bagarella e Giovanni Brusca.
L'obiettivo dei mafiosi era convincere Santino Di Matteo, il padre di Giuseppe, diventato collaboratore di giustizia, a ritrattare le accuse verso i suoi ex amici mafiosi e smettere di rivelare il retroscena della strage di Capaci. Giuseppe durante la prigionia venne spostato in diverse celle nei paesi del Palermitano, del Trapanese, dell'Agrigentino, con la complicità di decine di uomini del disonore. Oggi Giuseppe avrebbe 40 anni, sarebbe probabilmente marito e padre, cavalcherebbe ancora i suoi amati cavalli, svolgerebbe una professione. Secondo quanto raccontato dal pentito Gaspare Spatuzza, gli uomini mandanti da Brusca si travestirono da poliziotti per ingannare il bambino, facendogli credere di potergli far incontrare il padre in quel periodo sotto protezione e lontano dalla Sicilia. Il pentito Spatuzza, boss di Brancaccio, era a capo del comando che prelevò il bambino dal maneggio. Siamo partiti a bordo di una Croma, eravamo io, Salvatore Grigoli, Francesco Giuliano, Luigi Giacalone, Cosimo Lonigro, erano con un'altra macchina di copertura, ammette. Avevamo pistole e un Kalashnikov perché se c'era qualche problema. Quindi siamo entrati in questo maneggio, avevamo le casacche della polizia, nessuno di noi conosceva questo bambino, dice ancora Spatuzza. Quindi abbiamo chiesto, chiamavamo Giuseppe, il bambino dice io sono. Ci siamo avvicinati, le abbiamo detto dobbiamo andare da papà. E sto bambino si è fatto avanti perché rappresentavamo per lui la sua salvezza. Lo abbiamo portato in macchina e siamo usciti, gli abbiamo detto che si doveva nascondere bene perché siamo qui per te, per tuo papà. E questo bambino ha detto, ah, papà mio, e io gli ho risposto, sei contento che devi andare da papà? Sì, papà mio, amore mio. Una frase, ammette ancora Spatuzza, così toccante che sul momento non ci fai caso, però poi... Spatuzza racconta del lungo viaggio del bambino rinchiuso in un fiorino verso la sua prigione, la prima prigione, dove sarebbe stato rilevato da uomini di un'altra cosca che non dovevano neanche conoscere l'identità di quelli che lo avevano prelevato. La sera dell'11 gennaio 1996, quando Brusca sente in televisione di essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo, ordina l'omicidio di Giuseppe. Per l'omicidio di Giuseppe Di Matteo sono stati condannati all'ergastolo decine di mafiosi che hanno partecipato al rapimento e all'omicidio di quello che è divenuto un simbolo, il bambino che ha sconfitto la mafia. Grazie all'impegno del fratello di Giuseppe, Nicola, oggi sarà una giornata interamente dedicata a ricordare la figura ed il sacrificio di Giuseppe Di Matteo. Tra i comuni che lo ricorderanno, sicuramente Altofonte, dove il piccolo nacque, e San Giuseppe Iato, che lo vide per l'ultima volta. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Una donna di 45 anni domiciliata nell'Agrigentino è stata denunciata per le ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza dopo aver infastidito i clienti di un bar nella zona del campo sportivo di Agrigento e aver aggredito i poliziotti che erano intervenuti per calmare la situazione. La donna era in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe prima danneggiato un vaso per poi disturbare gli avventori del bar, compresi i titolari dell'attività. All'arrivo della polizia della sezione volanti, la 45enne si è scagliata contro gli agenti, da lì la denuncia e la firma da parte del questore del provvedimento di allontanamento. Sono stati individuati e arrestati i 2 falsi carabinieri che sabato scorso hanno messo a segno una rapina ai danni di un compro-oro di Messina. Nella tarda mattinata si sono recati nell'esercizio commerciale situato nella via Consolare Pompea, villaggio Sant'Agata, indossando l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri. Dopo aver preso la somma di 2.000 euro in contanti, i 2 malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura di colore grigio. Sul posto, dopo l'allarme, sono giunti gli equipaggi della sezione volanti di Messina, della polizia scientifica e investigatori delle sezioni antirapina e contrasto alla criminalità diffusa della squadra mobile, che hanno avviato una certosina attività di indagine. I poliziotti hanno ascoltato i testimoni presenti e la vittima, apprendendo che poco prima i malviventi, come detto indossando divise dell'Arma dei Carabinieri, dopo essersi presentati presso l'esercizio commerciale con il volto parzialmente travisato da mascherine di tipo chirurgico, con il pretesto di effettuare un controllo, si erano fatti aprire la porta d'ingresso e avevano scaraventato violentemente a terra il preposto al compro-oro, ammanettandolo e apponendogli del nastro adesivo sulla bocca e agli arti inferiori, all'evidente fine di impedirgli di lanciare l'allarme.
I 2 rapinatori si sono impossessati del denaro e di diversi effetti personali della vittima, tra cui una carta bancomat e un orologio. Dopo aver asportato il sistema DVR di videoregistrazione dell'esercizio, si sono dati alla fuga. La vittima ha riportato anche alcune ferite ed è stata trasportata in ospedale. La minuziosa analisi delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza ubicati nei pressi dell'esercizio commerciale rapinato ha permesso di appurare come 2 malviventi fossero giunti sui luoghi a bordo di un'autovettura, poi risultata essere stata rubata in mattinata in Villafranca, come se si fossero allontanati a bordo di un secondo veicolo. Le ulteriori progressioni investigative hanno poi consentito di individuare il numero di targa di tale seconda vettura, risultata essere di proprietà di una società di leasing dotata di dispositivo di localizzazione satellitare GPS. I poliziotti messinesi hanno quindi fornito in tempo reale i dati acquisiti ai colleghi della squadra mobile della Questura di Catania e del Commissariato Polizia di Stato di Acireale, che hanno intercettato e fermato l'auto utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga nei pressi di Acireale. All'interno della vettura e indosso ai malviventi sono stati rinvenuti diversi oggetti riconducibili alla vittima. Sono state altresì recuperate la somma di 1.600 euro circa e 2 divise dell'Arma dei Carabinieri, complete di accessori con ogni evidenza utilizzate per la commissione della rapina. I 2 sono stati tratti in arresto dopo le formalità di rito associati presso la casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si lavora a Montevago ad un museo a cielo aperto che sorgerà tra i ruderi dell'antica città. Percorsi visivi è il nome dato al tour, che avrà lo scopo di far rivivere i luoghi del passato attraverso un linguaggio narrativo contemporaneo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Prende forma a Montevago Percorsi visivi, il museo open air tra i ruderi del terremoto del 1968, che avvenne nella Valle del Belice, che sarà inaugurato il 14 gennaio prossimo. L'iniziativa, portata avanti dall'Associazione Culturale Las Mani Addosso, è patrocinata dal Comune di Montevago, dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, dall'Assessorato regionale al turismo. È stato portato avanti infatti un certosino lavoro di ripulitura delle architetture e degli spazi interessati per riportare alla luce percorsi, le aree un tempo vissute, gli antichi pavimenti coperti da strati di terra e ruderi che ospiteranno le installazioni destinate alle opere d'arte realizzate da diversi artisti. In questi giorni all'opera lo street artist Ligama, tra i primi a essere presente nei percorsi visivi con 3 murales. Università, il Covid frena la fuga dei diplomati siciliani verso gli atenei del nord. C'è il servizio. Non c'è più la corsa verso gli atenei del nord, una buona notizia se questo cambio di atteggiamento da parte delle famiglie e degli stessi ragazzi residenti in Sicilia non fosse legato meramente all'emergenza sanitaria in atto. I dati principali e pubblicati qualche settimana fa dal Ministero dell'Università descrivono un vero e proprio cambiamento di prospettiva per moltissime famiglie siciliane, tra crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria e paura del contagio per i continui spostamenti determinati dallo studio in un'altra regione. La quota di ragazze e ragazzi siciliani che nell'anno accademico ancora in corso 2021 ha preferito immatricolarsi presso un ateneo vicino casa è cresciuto considerevolmente. Se nell'anno precedente, il 2019-2020, un quarto, il 24% dei diplomati residenti nell'isola aveva varcato lo stretto immatricolandosi in una prestigiosa università lombarda o della capitale, comunque in un ateneo del nord o del centro Italia, quest'anno quella stessa percentuale si è abbassata di botto, il 17%, un balzo indietro di ben 7 punti percentuali che ha fatto guadagnare ai 4 atenei siciliani oltre 2150 nuovi immatricolati, così riporta Repubblica. La tendenza ad uno studio universitario più casalingo era già emersa lo scorso anno, ma alla luce dei dati pubblicati di recente si può parlare di una vera inversione di marcia. Appena 5 anni fa
Quasi 7.000 giovani siciliani, il ben 28% dopo il diploma, si recavano in una università settentrionale dell'Italia centrale, depauperando il capitale umano residente dell'isola, mentre 4.400 immatricolati fuori dalla Sicilia di quest'anno rappresentano 2/3 di coloro che operarono la stessa scelta 5 anni fa. Il calo degli iscritti siciliani negli atenei del settentrione del centro Italia, spiega Matteo Norcia, coordinatore dell'Unione degli Universitari di Palermo, ha diverse cause alla base, prima fra tutte l'impoverimento e la potenziale riduzione di reddito delle famiglie siciliane a causa della crisi economica durante e post-emergenza sanitaria. Infatti, prosegue ancora, non tutte le famiglie oggi hanno più la possibilità di poter mantenere un figlio in una regione del costo medio della vita superiore al nostro. La seconda ragione va ricercata nei nuovi strumenti di erogazione della didattica. È probabile che molti studenti, essendo comunque nell'ottica di dover fare la didattica in telematica, abbiano preferito i nostri atenei, specie per le lauree triennali, rimandando magari la possibilità di andare fuori per il percorso magistrale. A trattenere un maggior numero di giovanissimi in Sicilia anche le politiche adottate dagli atenei locali sul versante della tassazione. Per ultimo, conclude Norcia, la causa è sicuramente da ricercarsi nella politica amministrativa del nostro ateneo in tema di tasse. Se da un lato non c'è stato un miglioramento delle offerte formative e dei servizi, anzi quest'ultimi sono stati durante quest'anno a dir poco inesistenti, creando innumerevoli danni alla popolazione studentesca, il riferimento ai servizi di segreteria. Dall'altro c'è stata una grande riforma in tema fiscale, l'innalzamento della no tax area a 25.000 euro di sé, ma secondo il rappresentante degli studenti non bisogna farsi troppe illusioni. Tutte queste ragioni, aggiunge, hanno radici in fattori momentanei. Occorre investire sugli atenei siciliani in modo che la possibilità di rimanere in Sicilia sia per lo studente una reale scelta e non una costrizione. Basket, la Fortitudo Agrigento vince la sua seconda partita di fila, la prima in casa di questo 2021. I biancazzurri hanno affrontato il Torrenova imponendosi con il punteggio di 96-83. La partita, salvo qualche calo difensivo, è stata dominata dai biancazzurri. Vediamo. Coach, vincere aiuta a vincere. Che partita è stata? È stata una partita con troppi alti e bassi. Perché abbiamo fatto vedere, così come abbiamo fatto vedere a Bologna, ottime cose in attacco. Siamo stati un po' discontinui, sicuramente molto discontinui in difesa. Tante volte l'energia in difesa ci è mancata per le troppe palle perse in attacco, perché alla fine abbiamo collezionato 22 palle perse, la maggior parte delle quali su delle ingenuità che non possiamo permetterci. Era una partita in cui dovevamo riuscire a chiudere i parziali ed allungare, invece troppo spesso abbiamo lasciato poi rientrare Torrenova nei piccoli parziali che dovevamo fare. Siamo arrivati, se non erro, a più 24 sul 66-42, poi ci siamo fatti riprendere per, ripeto, delle ingenuità che dobbiamo togliere dal nostro gioco, e più che altro dei momenti in cui mancavamo di energia. Quindi abbiamo urgenza di tenerla alta, di riuscire a giocare con ritmo tutta la partita e soprattutto riuscire ad avere impatto difensivo nei momenti in cui in attacco fatichiamo un pochino di più. Dobbiamo riuscire ad incidere. Lavoreremo su questo, anche perché la prossima partita ci mette davanti un avversario molto fisico, molto aggressivo, e abbiamo sicuramente urgenza di alzare l'intensità difensiva. Ci sono momenti in cui abbiamo difeso anche molto bene. Prendo ad esempio la partita di 3 giorni fa a Bologna. Nella seconda metà di partita siamo stati eccellenti dal punto di vista difensivo, così come lo siamo stati in altri larghi tratti di partite. Abbiamo urgenza di tenere alta l'energia, non è soltanto una questione difensiva, è una questione di desiderio, di intensità, e cercare di stare insieme nei momenti in cui magari le cose non vanno bene. Dobbiamo riuscire a fare uno sforzo che è più mentale che fisico, però non è una questione difensiva, perché ripeto, stasera tante delle difficoltà difensive arrivavano da palle perse in attacco troppo ingenue, quindi dobbiamo riuscire a controllare il gioco ed avere un'intensità mentale più alta nell'arco dei 40 minuti. La differenza di energia tra noi e loro non poteva essere giustificata dal fatto che abbiamo giocato 2 gare ravvicinate. Dobbiamo riuscire a fare uno sforzo mentale di squadra. Ci sono momenti, ripeto, nella
nella partita di Bologna siamo stati molto più continui e rientrati dagli spogliatoi nel terzo periodo abbiamo aggredito con la faccia giusta tutti insieme e la partita ce la siamo presa in mano. Stasera nel momento in cui invece siamo rientrati probabilmente abbiamo pensato che la partita ce l'avessimo già in mano e abbiamo rallentato un po'. Dobbiamo riuscire a fare uno sforzo mentale per stare lì tutta la partita, perché poi le nostre qualità offensive vengono fuori e quelle fino ad oggi non ci hanno quasi mai tradito, però dobbiamo sapere che ci saranno partite dove magari la palla non entra così come magari è entrata nella prima parte di partita stasera e dobbiamo fare uno sforzo maggiore dal punto di vista difensivo per chiuderci e riuscire a vincere le partite anche in difesa e non solo in attacco. Hai mai avuto paura di perderla? No, ho avuto paura che ci perdessimo all'interno del gioco. Ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto ricompattarci per ritrovare ritmo, perché siamo andati su 2 o 3 possessi offensivi gestiti male. Dobbiamo riuscire, ribadisco, a stare insieme e a reagire ai momenti di difficoltà tutti insieme. La partita credo che probabilmente era una delle cose che ci ha tradito e che ce la sentivamo sempre in mano, nonostante poi il gap si riducesse durante i 40 minuti, quindi penso che anche i ragazzi non abbiano mai giocato con l'urgenza di sentirsi gli altri sul collo, però questo non deve far parte del nostro modo di giocare. Dobbiamo lasciare stare il tabellone, giocare per 40 minuti al massimo dell'intensità, perché non possiamo permettere ai nostri avversari di venire in casa nostra e segnare 83 punti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.